Sono gli ultimi 40 minuti di regular season, entrambe le squadre devono vincere, poi sperare in notizie positive dagli altri campi. I verdeneri hanno bisogno di un KO della Meta Catania per chiudere al primo posto, gli uomini di Esposito in una doppia sconfitta di Capurso e Active Network per salvarsi dal pala maggiore di Leini. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti ad L84 Fortitudo Pomezia. 30ª e ultima giornata del campionato di Serie A di futsal. Saluti di rito a centrocampo tra i capitani delle due squadre: Molitierno, portiere della Fortitudo Pomezia, e Josico, numero 10 della L84. Vedete anche la terna arbitrale al centro: Martina Piccolo della sezione di Padova, arbitro 1, arbitro 2 Dennis Precai della sezione di Treviglio, cronometrista Giacomo Voltarella della sezione di Treviso. A breve, finiti i saluti di rito, vi parleremo anche della situazione ingarbugliata di classifica. Un'ultima partita in cui si deciderà tutto e ci sono ancora tantissimi verdetti ancora da stabilire. Quelli che riguardano le squadre impegnate qui al Pala Maggiore di Leini sono il primo posto in regular season e la salvezza, eventualmente anche diretta. La L84 in questo momento è seconda a -3 dalla Meta Catania capolista, L84 che ha una miglior differenza reti negli scontri diretti rispetto alla Meta Catania, avendo vinto l'andata al Pala Catania per 8-4 e perso il ritorno al Pala Maggiore di Leini per 2-1. Questo significa che per arrivare prima deve vincere contro la Fortitudo Pomezia e deve sperare in una sconfitta della Meta Catania impegnata sul campo dello Sporting Sala Consilina. Passiamo alla Fortitudo Pomezia, che ha una situazione decisamente più ingarbugliata. In questo momento disputerebbe i play-out contro la Global Work Capurso, però può sperare nella salvezza diretta e deve addirittura stare attenta per evitare un'eventuale retrocessione diretta senza passare dai play-out. Cerchiamo di spiegarvi nel modo più chiaro possibile, ovviamente a gare non ancora iniziate, quali potrebbero essere le sorti della Fortitudo Pomezia. Se batte la L84 e contemporaneamente l'Active Network perde e il Capurso non vince, allora raggiunge la salvezza diretta. Se pareggia, fa i play-out in automatico. Se perde e una tra Pirossigeno Cosenza e Mantova vince, è condannata alla retrocessione. Prima di raccontarvi la partita, un minuto di silenzio per ricordare. Inizia a farsi sentire il Pala Maggiore di Leini e si comincia con il primo possesso della L84 con la propria divisa giallo-blu, che in questa prima frazione attaccherà da sinistra a destra. Fortitudo Pomezia con maglia chiara, pantaloncini scuri, calzettoni fucsia. Attaccherà da destra a sinistra. All'andata è finita 4-1 per la L84. Victor Lopez guadagna campo, cerca Giulio De Oliveira, che vorrebbe un ultimo tocco da parte di un giocatore della Fortitudo Pomezia. In realtà la rimessa laterale è per gli ospiti. Ovviamente proveremo ad aggiornarvi in tempo reale qualora dovessero cambiare dei risultati sugli altri campi. Ovviamente solo ed esclusivamente per le sfide che coinvolgono
L84 e Fortitudo Pomezia. L'L84, come detto, sarà attenta a quanto accade a Sala Consilina, tra Sporting Sala Consilina e Meta Catania. Per quanto riguarda invece i campi che interessano all'Active Network, si gioca a Capurso, Global War Capurso, Savia Testa Mantova, una sfida di importanza capitale, uno scontro diretto vero e proprio per la salvezza. Attenzione però, perché si è ripreso a giocare Liberty. Serie di finte, va sul destro e guadagna subito un calcio d'angolo per la L84. Primo corner della partita per la squadra di Diego Rios. Raguso alla battuta, morbido per Liberty, almeno quella era l'intenzione. Il pallone che scivola oltre la linea laterale. Altro campo che interessa la Fortitudo Pomezia è quello dove l'Active Network è impegnata nella partita contro il Napoli. Lancio lungo della Fortitudo Pomezia, che costruisce subito la prima occasione. Pallone che si spegne sul fondo. Rischiato la L84. Liberty si accentra lato lato per Josico. Torna da Liberty, controllo, poi all'indietro Raguso, Josico. Trascorso il primo minuto effettivo e 15 secondi, e attenzione perché il Capurso è passato in vantaggio contro il Mantova. Primo parziale che cambia in questa serata valevole per l'ultima giornata di regular season, ed è un risultato che non fa piacere alla Fortitudo Pomezia. Josico in buca per Giulio De Oliveira, allontana la squadra di Esposito. Liberty all'indietro per Raguso, Josico. Dopo soli 30 secondi ha sbloccato il match il Capurso. Giulio De Oliveira protegge, non si è accorto che poteva tranquillamente girarsi e calciare perché era rimasto giù Gattarelli. Che grande chance per Giulio De Oliveira, che non si è proprio reso conto, non aveva più nessuno alle spalle. Molitierno, lancio lungo, pallone che supera la linea di fondo. Victor Lopez per Liberty. Imbucata Giulio De Oliveira. Stavolta Gattarelli ringhia su di lui, prova a puntarlo. De Oliveira fermato dal numero 16 Daniele Gattarelli, fratello di Alessio Gattarelli, in panchina oggi, secondo portiere della L84. Josico cambia tutto, Raguso al volo, soluzione molto complicata per il numero 80. Rinvio dal fondo per la Fortitudo Pomezia, con Molitierno lungo in direzione di Dudu. Il pallone termina in fallo laterale, mentre già 1-1 il punteggio tra Sala Consilina e Meta Catania. Dudu dall'altra parte, conclusione al volo. In testa alla classifica, non cambia nulla con questo 1-1, considerando che vale lo stesso risultato, non in termini di gol, ma in termini di vittoria, pareggio, sconfitta. Qui al pala maggiore di Leini per il momento. Giulio De Oliveira, Cuzzolino, Josico. Passati i primi 3 minuti effettivi. Tuli, Cuzzolino, imbucata, Josico. Torna indietro, Cuzzolino, Murilo Schiocchet. Tuli, Cuzzolino con l'esterno, Josico torna da Cuzzolino, non si intendono i due e allora si ricomincia da Victor Lopez.
Cosico riceve, era completamente libero, sbaglia la giocata, poi Murilo Schiocchetta la tiene in campo solo per un attimo e si riparte. Michelangelo a battere il fallo laterale lungo direttamente dalle parti di Victor Lopez. Ancora nessuna vera palla gol qui al pala maggiore di Leini. Perde un pallone molto ingenuo la L84, poi Tuli è costretto a commettere fallo, che vale anche il primo cartellino giallo della partita. Irregolarità commessa su Dudu. Pallone molto ingenuo perso dalla squadra di Diego Rios. Calcio di punizione. CDM Futsal in vantaggio contro la Pirossigeno Cosenza. Quindi cerchiamo di ricapitolare. La Fortitudo Pomezia non può essere contenta del vantaggio del Capurso sul Mantova, perché in questo momento non ha alcuna chance di salvarsi direttamente, ma le sconfitte di Mantova e Cosenza che stanno maturando adesso eviterebbero di sicuro la retrocessione diretta alla Fortitudo Pomezia, che ora può approfittare di questo calcio di punizione. Rincorsa lunghissima di Michelangelo, che va con il destro, è uno schema che non riesce, e l'L84 può allontanare con Liberti che costringe all'uscita. Molitierno Cuzzolino. Si allarga Murilo Schiocchetta, riceve da Ezzi Tuli. Cuzzolino. Ancora Tuli. Murilo Schiocchetta. Cuzzolino. Si alza piano piano la pressione della Fortitudo Pomezia. Cuzzolino. Schiocchetta, Cuzzolino. Gioco allargato sulla sinistra. Prova a coprirsi dal sole Ezzi e dà molto fastidio in effetti in quella porzione di campo. Cuzzolino all'indietro per Victor Lopez, portiere spagnolo, che va al lancio, sbaglia, poi Ezzi ricicla il pallone, Cuzzolino resiste all'attacco di Dudu, poi va a terra e subisce fallo. Primi 5 minuti effettivi trascorsi qui al pala maggiore di Leini, e attenzione perché il Sala Consilina è passato in vantaggio contro la Meta Catania, per cui se la L84 dovesse sbloccare la partita si troverebbe in vetta alla classifica. Saranno, non possiamo più dire 40 minuti perché ne sono già passati 5, ma 35 minuti effettivi lunghissimi su tutti i campi. Cuzzolino addosso alla barriera. Victor Lopez. Rilancio lungo, non controlla Tuli. E allora Molitierno per Raubo. Difende Tutu in orizzontale, poi in bucata Lusnik. Sbaglia, Cosico ha capito tutto, però non può affondare. Giulio De Oliveira per Cosico all'1 contro 1, si accentra, va al destro, strozzato sul fondo. Rinvio affidato a Molitierno, portiere classe 89, molto esperto. Serve la sua esperienza, specialmente oggi. Vediamo di chi è l'ultimo tocco in questa situazione.
dovrebbe essere di Tuli e di conseguenza dovrebbe essere... No, non sarà calcio d'angolo, semplice fallo laterale. Se ne incarica Gilvet, che poi lascia la battuta a Raubo. Allontana la L84. Molitierno in avanti, spizzata di Lusnik, para Victor Lopez. Prima conclusione nello specchio della porta della partita. La spizzata di Lusnik, gran riflesso di Victor Lopez. Ora deve uscire Molitierno. Izzi per Cuzzolino. Murilo Schiocchetta. Raguso sbaglia l'apertura sulla sinistra. Cenno di ok da parte di Izzi. E fallo laterale. Se ne incarica Gilvet. Molitierno. Occhiata in avanti, ancora lancio lungo a smanacciare Victor Lopez in calcio d'angolo. Il primo corner per la Fortitudo Pomezia. Vediamo se lo sfrutterà. La squadra di Stefano Esposito. Gilvet prova la battuta forte in mezzo. L'84 si salva in fallo laterale. Ancora Gilvet attende movimenti, sceglie la stessa soluzione e l'esito è lo stesso. Rimessa quando mancano 13 minuti e 26 secondi di tempo effettivo. Sono passati 6 minuti e mezzo in questo primo tempo. Fallo laterale guadagnato dalla L84. Raguso. Liberty sposta, va al destro. Secondo calcio d'angolo per la L84. Sempre Liberty. Dalla bandieri, dall'eventuale, dalla immaginaria bandierina. Victor Lopez. Nel cerchio di centrocampo. Liberty, stop e punta, aveva tanto spazio. Concluso male il Diablo Liberty. Un gol all'andata. Molitierno a cercare Raubo. Victor Lopez. Liberty, come al solito a cercare l'imbucata. Chiusura di Gattarelli anche con stile. Poi Cosico. Partita molto tattica per il momento. Liberty. All'indietro. Salas. Cosico. Chiama in causa Victor Lopez, che avanza, palla al piede, cambio di gioco, Liberty, ottimo controllo. Salas. Il suo stop invece è così, dà la possibilità a Lara di ripartire. Il pallone si spegne fuori. Liberty. Esposito non molto soddisfatto delle imbucate che giungono continuamente a destinazione. Cosico
con il destro respinto. E poi Salas sulla ribattuta mette fuori. Proteste di Molitierno, che avrebbe voluto un fallo in attacco. Secondo l'arbitro era tutto regolare. Prima occasione per la L84. Napoli nel frattempo avanti 3-0 sull'Active Network, e questa è una notizia che fa piacere alla Fortitudo Pomezia, ma non basta, sia perché la squadra di Esposito non ha ancora sbloccato questa partita, sia perché il Capurso è sempre avanti, anzi no, pareggio del Mantova. E ora la Fortitudo Pomezia ha bisogno di una rete, che vorrebbe dire salvezza diretta, per come sono i risultati sugli altri campi. Cosico, sterzata, finta, Cosico con la punta. Molitierno è attento. In questo momento entrambe le squadre hanno bisogno di una rete che potrebbe cambiare, e non di poco, il proprio destino. Cosico per Liberty. Finte, Liberty non trova luce per calciare. Giulio De Oliveira prova con il tacco. Cosico con la punta. Pallone fuori. Ha pareggiato il Cosenza contro la CDM Futsal. È un risultato che la Fortitudo Pomezia vorrebbe non guardare, perché significherebbe che qui al Palamaggiore di Leni le cose si stanno mettendo male per gli uomini di Esposito. Dudu, apertura sulla destra. Poi Mancino completamente fuori misura. Siamo praticamente a metà della prima frazione qui al Palamaggiore di Leni. Cosico. Liberty. Vediamo cosa inventa. Se la porta sul piede forte. Poi Giulio De Oliveira lotta e non commette fallo, secondo l'arbitro. Perde il pallone l'L84 che deve difendersi. È un 2 contro 1. Conclusione sul fondo di Dudu. Cosico. Cuzzolino per De Oliveira, finisce giù, calcio di punizione. Ne approfittiamo per leggervi i risultati parziali. Active Network Napoli 0-3, CDM Futsal Pirossigeno Cosenza 1-1. Ovviamente solo i risultati delle squadre che interessano a questa partita. Sala Consilina Meta Catania 2-1. Global Work Capurso Mantova 1-1. Sugli altri campi 1-0 dell'Ecocity Genzano contro la Feldi Eboli e 1-1 tra Roma 1927 e Sandro Abate. Finta Liberty. Tuli va dentro, deviazione e la palla è entrata. Vantaggio della L84 che sblocca la partita con un colpo abbastanza fortunoso. Rivediamo. Dovrebbe essere Autorete e non Liberty ad aver insaccato il pallone. Vanno ad abbracciare il diavolo. Dal replay che ci è stato fornito è molto complicato capire. Quello che conta è che la squadra di Diego Rios è avanti e in questo momento è prima in classifica. Lara cambia tutto. Vediamo la reazione della Fortitudo Pomezia. Miguel Angelo se la porta sul sinistro, cerca di metterla dentro. Chiude Tuli.
Calcio d'angolo. Morbido, Michelangelo col piattone, ancora Michelangelo! Pareggio immediato della Fortitudo Pomezia con Lara che si batte la mano sul cuore perché servirà anche quello stasera, soprattutto quello alla Fortitudo Pomezia. 1-1 a Leini. È cambiato tutto, ma non è cambiato niente qui al Palamaggiore di Leini. Botta e risposta tra L84 e Fortitudo Pomezia. Ora possesso della squadra di Esposito. Raubo sulla destra. Dudu, controllo orientato, poi attaccato da Tuli. Molitierno con le mani per Raubo. Difende, riesce ad andare all'indietro. Dudu, sempre Tuli su di lui, imbucata. Dudu dentro per Raubo, la ribaltata la Fortitudo Pomezia, l'hanno costruita Dudu e Raubo che sono andati in porta col pallone. 2-1 della squadra di Esposito. E time out chiamato da Diego Rios. Vediamo se si riesce a sentire qualcosa. E si può ripartire al Palamaggiore di Leini. Punteggio sul 2-1 per la Fortitudo Pomezia, che è andata sotto ma ha reagito immediatamente. E in questo momento la Fortitudo Pomezia sarebbe salva direttamente. Raubo all'indietro, Dudu, Raubo, pallone che finisce tra le braccia di Victor Lopez. Possesso L84, Murilo Schiocchet, Cuzzolino, prova a muoversi Raguso, Salas all'1 contro 1. Perde il pallone il numero 20 senza fretta la Fortitudo Pomezia. 4-1 nel frattempo tra Napoli e Active Network. Avanti il Napoli. Dudu sfida Murilo Schiocchet, si accentra Dudu, fermato al momento del tiro. Murilo Schiocchet avanza, in buca numero di Salas. Molitierno si oppone, aveva fatto una magia il numero 20 dell'L84. Raubo pettina il pallone con la suola.
Va all'indietro. Michelangelo. Raubo. Michelangelo. Sfida Van der Salas. Calcia e sbaglia tutto. Liberty. Ci correggiamo 3-1 tra Napoli e Active Network, non 4. Raguso. Pallone deviato tra le braccia di Molitierno. Il Capurso è tornato avanti contro il Mantova. E questo nega la salvezza diretta alla Fortitudo Pomezia, almeno per il momento. Gattarelli, fallo evidente ai danni di Van der Salas. Liberty. Ora sì, 4-1 Napoli. Liberty, imbucata, Molitierno. Ancora il capitano della Fortitudo Pomezia, che va addirittura in porta perché vede Victor Lopez molto fuori dai pali. Non riesce a beffarlo. Liberty. Cosico. Ancora Liberty. Cosico. Riconquista il possesso la Fortitudo Pomezia. Michelangelo. 5-10 da giocare. Continua a cambiare la situazione in classifica, come è normale che sia in questa disciplina meravigliosa. E in questo momento sarebbe il Capurso ad essere salvo direttamente e la Fortitudo Pomezia giocherebbe il play out con l'Active Network. Si complicano e di molto invece i piani salvezza di Pirossigeno Cosenza e Saviatesta Mantova, che sarebbero entrambe retrocesse direttamente. Raubo, zona tiro, attaccato da Giulio De Oliveira. Non c'è stato fallo del numero 18, ma fallo di mano di Raubo, che ha preso il pallone con la mano. Attaccante polacco, in teoria pivot, in pratica universale, soprannominato il pistolero, Michal Raubo. 6 gol nelle ultime 5 partite. 6 come le reti in carriera all'L84. 5 con questa maglia e una con il Ciampino. 18 gol in stagione. (4:48 da giocare). E si può ripartire al Palamaggiore di Leni. Liberty in avanti, legge bene Dudu. Cosico si accontenta del fallo laterale. Liberty. Tuli. Cosico si prende il centro. Liberty. Giulio De Oliveira. Super azione della L84 che pareggia la partita con il proprio numero 18, 2-2.
E si riparte. Victor Lopez. Josico. Liberty, Josico. Tuli. Giulio De Oliveira. Contromovimento di Liberty che può puntare. Raddoppiato, accenna un blocco Tuli. Pallone fuori misura. Fallo laterale, Michelangelo. Dudu, Michelangelo. Si alza la pressione dell'L84. Dudu con la testa riesce ad andare via al numero 30. Allarga sulla destra. Occasione per la squadra di Esposito. Victor Lopez esce, ma non evita il fallo laterale. Victor Lopez nega il gol a Lara. Si era addormentata la L84 su questo fallo laterale. Rimessa dall'altro lato, praticamente alla stessa altezza, per la Fortitudo Pomezia. E time out chiamato da Esposito. Io ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per non perdervi niente del meglio del futsal italiano, che per quanto riguarda la Serie A maschile è giunto quasi a 20 minuti effettivi dal termine della regular season. Qui al Palamaggiore di Leni ne mancano 23 e 30, 3 e mezzo di questo primo tempo, e poi la seconda frazione. In questo momento la L84 sarebbe sempre seconda, ma con la Meta Catania che è in svantaggio contro il Sala Consilina, e quindi in caso di gol finirebbe la stagione al primo posto, mentre la Fortitudo Pomezia in questo momento rimarrebbe ai play-out, da giocare non contro il Capurso ma contro l'Active Network. Pallone morbido, colpo di testa di Josico. Victor Lopez. Dudu. Può ripartire la Fortitudo Pomezia. Poco più di 3 minuti effettivi. Raubo. Sponda! E conclusione disinnescata da Victor Lopez. Ci aveva provato Michelangelo. Gran risposta del portiere spagnolo. Ancora la puntata in area di rigore. Victor Lopez respinge. Poi Michelangelo la mette fuori. Cuzzolino. Raguso. Murillo Schiocchet. Non si intendono Ezzi e Raguso. Il pallone arriva dalle parti di Molitierno. Michelangelo. Ancora il numero 14 per Daniele Gattarelli. Dudu. Raubo. Si alza la pressione dell'L84. Cerca di uscirne la Fortitudo Pomezia. Concede il fallo laterale. Raguso. Cuzzolino. Victor Lopez. Cerca l'imbucata che non giunge a destinazione.
Rimessa, battuta per Molitierno. Tutù. Lancio sbagliato per Gattarelli a 123 secondi dal termine del primo tempo. Murilo Schiocchet per Ezzi, ancora Murilo Schiocchet. Cuzzolino, Raguso, Cuzzolino, Raguso, Cuzzolino, occhi negli occhi con Gattarelli, lo punta l'argentino, gioco di gambe, poi si accentra, serve Murilo Schiocchet, grande idea e palla visionaria, non trova l'impatto col pallone Murilo Schiocchet. Michelangelo, Tutù, ancora il numero 30, si ritaglia, spazio per calciare, poi va sulla destra, conclusione deviata, calcio d'angolo. 1:14 da giocare. 4-1 del Sala Consilina sulla Meta Catania, e questo spalanca un'autostrada alla L84 verso il primo posto, ma deve vincere la squadra di Diego Rios. Michelangelo in bucata, Raubo non ci arriva, sarebbe un'occasione enorme gettata al vento per la formazione di Torino, che ora libera Molitierno in avanti, Raguso di testa, Murilo Schiocchet sterza, poi sbaglia a servire Ezzi, e allora transizione per la Fortitudo Pomezia, che sceglie di tornare da Molitierno. Lancio, Cuzzolino fa una finta su Raubo e si accontenta della rimessa dal fondo. Ultimi 30 secondi di questo primo tempo. Murilo Schiocchet, Giulio de Oliveira protegge, ci sono varchi, Tuli scusate, non Giulio de Oliveira, protegge, non ci sono varchi, guadagna un fallo laterale. Proprio Tuli alla battuta, cerca il lob per Liberti, rimessa dall'altro lato per la squadra di Diego Rios. 13 secondi. Tuli all'indietro per Victor Lopez nel cerchio di centrocampo. Sceglie il possesso la L84, che però perde il pallone. L'ultima occasione del primo tempo è per la Fortitudo Pomezia, che la spreca. Sirena. Termina qui il primo tempo tra L84 e Fortitudo Pomezia sul punteggio di 2-2. In questo momento per il campionato delle due squadre non cambierebbe nulla rispetto a inizio partita. L84 seconda, mentre dagli spalti dicono ai giocatori che la Meta Catania è sotto 4-1, e Fortitudo Pomezia che sarebbe ai play-out, ma non contro il Capurso, bensì contro l'Active Network. Noi adesso ci prendiamo una pausa e poi di nuovo qui per la ripresa.
Bentornati al Pala Maggiore di Leini. È quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra L84 e Fortitudo Pomezia. Noi ne approfittiamo per leggervi i risultati parziali dei primi tempi. Active Network Napoli 1-4, CDM Futsal Pirossigeno Cosenza 2-2 e Cositi Genzano Feldi Eboli 3-0. Global Work Capurso Savia Testa Mantova 3-1. Roma 1927 Futsal Sandro Abate 5-2. Sala Consilina Meta Catania 4-1. Questo significa, come dicevamo in chiusura di primo tempo, che la classifica per L84 e Fortitudo Pomezia rimane invariata. Si ricomincia con la seconda frazione di L84 Fortitudo Pomezia. Stessa classifica di inizio gara. Dovesse finire così la gara, il rammarico sarebbe molto più grande per la L84, perché in questo momento, se anche la Fortitudo Pomezia dovesse vincere, non basterebbe per la salvezza diretta, a causa del successo del Capurso sul Mantova, almeno momentaneo. Entrato in porta Gattarelli nell'L84. Cusico si accentra, poi la lascia lì per Raguso. Molitierno, super risposta. È andato giù rapidissimo Raguso. Liberty. Raguso. Si accentra Liberty. Vuole andare addirittura al sinistro. Completamente impreciso. Non c'è stata una deviazione. Voleva il calcio d'angolo l'L84. In realtà lo ottiene. Inizialmente non era stato segnalato. Cosico. E ricomincia direttamente dal proprio portiere. Rimessa laterale. Pallone perso dalla Fortitudo Pomezia. Ha sbagliato Tiaghigno e quindi rimessa per l'L84. Cusico. Destro. Dovrebbe essere calcio d'angolo e non fallo laterale, ma rivediamo. Deve entrare in campo lo staff medico. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi con i risultati parziali che ci arriveranno dagli altri campi. Dicevamo, rammarico per il 2-2 che sta maturando sarebbe di gran lunga superiore per la L84, che avrebbe l'occasione enorme per chiudere al primo posto. È vero che la Meta Catania ha tutte le possibilità e le qualità di ribaltare la partita contro il Sala Consilina. È vero anche il 4-1 è un KO abbastanza pesante a fine primo tempo per la capolista. Secondo tempo iniziato da 1 minuto e 19 di tempo effettivo qui al Pala Maggiore di Leini.
ricominciato il secondo tempo anche tra Capurso e Mantova e tra CDM Futsal ed Ecocity Genzano. Con la CDM Futsal avanti 4-2. Va riconosciuto ai liguri che stanno onorando il campionato fino alla fine. Ed è un aspetto che vogliamo sottolineare, soprattutto visto che in quest'ultima giornata ci si sta giocando tantissimo. È stato abbattuto Michelangelo da Raguso, che va a scusarsi. Colpo al collo per il numero 14 portoghese, in rete all'andata, 3 gol nelle ultime 4 per Michelangelo. 12 in campionato, 35 con questa maglia. Campione d'Europa e campione del mondo col Portogallo. Fallo laterale per la L84. Cusico verso Liberti. Piattone sul fondo del Diablo. C'era comunque Molitierno in controllo ed è stato dato calcio d'angolo all'84, ma Molitierno non aveva toccato il pallone. Cusico all'indietro. Ancora Cusico. Fermato in fallo laterale il capitano dell'L84. Liberti prova a mettersi in proprio. Si trascina il pallone oltre la linea laterale. A battere Dudu. Raubo. Ancora Dudu. Di prima. Pallone direttamente dalle parti di Victor Lopez. Giulio de Oliveira non mantiene il possesso. Raubo. Dudu. Attaccato da Liberti. Costretto a ricominciare da Molitierno. Pallone che si impenna. Raguso di testa. Fa un assist a Gattarelli. Victor Lopez ci mette una pezza. Cusico si accentra anche in zona tiro. Cusico! Salvataggio della Fortitudo Pomezia. A Molitierno battuto. È stato Raubo a evitare il gol del 3-2. Liberti a battere il corner. Si muove Raguso, cercato il numero 80 che era solo in area di rigore. Molitierno. Cusico di testa. Pallone direttamente sugli spalti. A battere Dudu. Che poi lascia a Lusnig. Scheggia il palo esterno, però non c'era stato alcun tocco. Mentre entrano Murilo Schiocchetta e Luca Siqueira. È entrato anche Ezzi. Riceve proprio il numero 27. Liberti. Luca Siqueira. Ezzi sbaglia il controllo. Dudu per Nawel Lusnig. Rilancio di Molitierno di testa Liberti.
Gattarelli sbaglia il tocco di ritorno. Liberty si invola verso Molitierno e Gattarelli rimedia al suo stesso errore. Calcio d'angolo, mentre torna in campo Michelangelo insieme a Raubo, Gattarelli e Dudu. Liberty, Ezzi, ancora Liberty, Molitierno fa buona guardia. C'era appostato Murillo Schiocchet. Per Molitierno anche 29 presenze in nazionale maggiore. Cuzzolino per Ezzi. Ancora Cuzzolino. Murillo Schiocchet. Cuzzolino lascia a Victor Lopez. Supera la linea di metà campo. Murillo Schiocchet. In conduzione. Poi Ezzi. Il pallone non è uscito. Murillo Schiocchet non arriva sulla sfera, ma c'è un fallo su Ezzi. 3-2 del Mantova contro il Capurso. Provano a crederci i biancorossi. Che si portano a -1 dai pugliesi. Dovesse arrivare il pareggio, la Fortitudo Pomezia avrebbe di nuovo l'occasione di raggiungere la salvezza diretta. Cuzzolino! C'è stato un tocco di Raubo. Pallone finito alto veramente di poco. La frustata di Cuzzolino. Si muove Lucas Siqueira. Si va all'indietro da Victor Lopez. Ezzi sbaglia. Sulla sua strada Darius Gelvé. Ezzi per Lucas Siqueira. Murillo Schiocchet. Cuzzolino. Ezzi si accentra. Cuzzolino. Dudu su di lui. Lucas Siqueira non filtra la sua imbucata. Dudu dribbling su Cuzzolino. Poi è costretto a temporeggiare e allarga sulla sinistra. Si muove Gelvé. Michelangelo. Occhi negli occhi con Murillo Schiocchet. Sposta, va al sinistro. Salvataggio di Lucas Siqueira. Cuzzolino dall'altra parte per Ezzi. Zona tiro. Ezzi! Diagonale che vale il 3-2. Vantaggio della L84 che in questo momento sarebbe prima in classifica. Terzo gol in carriera alla Fortitudo Pomezia. Quinto gol in stagione, il primo in campionato per Lorenzo Ezzi. E si riparte dal 3-2 per la squadra di Diego Rios. Dudu per Gelvé. Ancora Dudu. Cosico a recuperare. Cuzzolino, Murillo Schiocchet, Lucas Siqueira. Cuzzolino. Murillo Schiocchet, Cuzzolino. Si accentra, zona tiro, Molitierno in due tempi. Sempre pericolosissimo Cuzzolino da qualunque distanza. Quando può liberare il suo mancino. Liberty per Raguso. Cosico. Salas. Spalla a spalla, il pallone è uscito.
Cosico per Raguso. Ricomincia da Victor Lopez. Liberty si accentra. Salas. Liberty. Giocata a 2. Morata. Rimessa laterale per la L84. Liberty. Salas colpisce in pieno Cosico. Finisce giù il numero 10 della L84. 13:45 da giocare in questo secondo tempo. Sono trascorsi 6 minuti e 15 secondi di tempo effettivo qui al Pala Maggiore di Leni. In questo momento la L84 sarebbe prima in classifica, a pari merito con la Meta Catania, ma avanti per la differenza reti negli scontri diretti. Meta Catania sempre sotto 4-1 contro il Sala Consilina. Si rimane 3-2 tra Capurso e Mantova. Per la Fortitudo Pomezia confermati i play-out, almeno fino a questo momento. Per come si sta mettendo la gara qui a Leni, la Fortitudo Pomezia deve sperare che Pirossigeno Cosenza o Mantova non vincano, perché la squadra di Esposito potrebbe essere scavalcata. Mantova in questo momento, dicevamo, sotto 3-2. Cosenza sotto 4-2 contro la CDM Futsal, già retrocessa. E anche per il Cosenza, dovesse finire così la gara qui a Leni, sarebbe un'occasione sciupata gigantesca per raggiungere la salvezza, soprattutto dopo il gol sulla Sirena di martedì. Murillo Schiocchet sbaglia tutto, pallone sul fondo. Michelangelo per Gattarelli in avanti. Raguso intercetta. L'ultimo tocco è del numero 80 dell'L84. Michelangelo forte sul secondo palo. Raguso anticipa anche Victor Lopez. Calcio d'angolo per la Fortitudo Pomezia, battuto come sempre, forte dentro. Altro corner. Ancora a cercare la soluzione all'interno dell'area di rigore. Ancora l'L84 a chiudere. Michelangelo, controllo e destro. Victor Lopez con il piede si è salvato. Ancora fuori. Liberty intercetta Michelangelo. All'indietro Molitierno per Salas che riconquista, poi si allunga il pallone, vince il contrasto. Salas ancora a lottare, scarica per Raguso. Il più lontano possibile la Fortitudo Pomezia. Murillo Schiocchet.
Salas, ancora Murilo Schiocchet per Victor Lopez. Cambio di gioco quasi da calcio a 11. Fuori misura. Molitierno. Rasoterra. Chiude la L84. Ma c'è un fallo. Addirittura avanti 5-2 la CDM Futsal contro la Pirossigeno Cosenza. Incredibile. Incredibile l'occasione che sta buttando la squadra di Bagnes. Gattarelli per Tiaghigno. Ancora Gattarelli. In avanti Lusnig. Michelangelo. All'1 contro 1, completamente isolato il numero 14. Vediamo se sfida Salas. Gli dà copertura Tiaghigno. Michelangelo. C'è Victor Lopez che fa buona guardia sul suo palo. Pallone fuori verso Michelangelo. Calcia addosso a Liberti. Molitierno. Impreciso. Inquadrato Lara. Suo il momentaneo 1-1 qui al Palamaggiore di Leni. Lucas Siqueira per Josico, che ricomincia da Lucas Siqueira. Liberti. Si accentra. Lui che ha sbloccato il match. Alla fine confermiamo che è stato suo l'ultimo tocco. Non si tratta di autorete. Giulio De Oliveira in un'insolita posizione da ultimo uomo. Josico. Liberti. Punta. Si accentra, zona tiro. Sul fondo. Rinvio a disposizione della Fortitudo Pomezia. Dudu. Ultimi 11 minuti effettivi. Tiaghigno. Dudu. Tiaghigno. Pallone intercettato da Lucas Siqueira. Josico. Si appoggia Lucas Siqueira. Ancora Josico. Cuzzolino. In buca Giulio De Oliveira per Lucas Siqueira. 4-2. Poker della L84 che prova a prendere il largo. Sesto gol stagionale, il quarto in campionato per Lucas Siqueira. Dudu. 4-2 della Meta Catania che accorcia le distanze sul campo del Sala Consilina. Raubo. Gattarelli. Victor Lopez blocca. Metà secondo tempo tra Sala Consilina e Meta Catania. 4-2 per lo Sporting Sala Consilina.
Calcio d'angolo qui a Leini per la Fortitudo Pomezia. Recupera palla Cuzzolino, che cambia tutto. Cosico. Cuzzolino. Ancora per Cosico. Molitierno. Anticipa Giulio De Oliveira. Si è anche spostata la porta, ma può approfittarne il contropiede della Fortitudo Pomezia. Arriva la chiusura della squadra di Diego Rios. Fallo laterale. Gattarelli. Raubo in orizzontale per Dudu. Sfida Cuzzolino. Sterza va al destro. Salvataggio provvidenziale con la schiena di Ezzi. Gilvet per Raubo. Giulio De Oliveira non lo fa girare. Dudu. Ancora Gilvet. All'indietro si alza lentamente il baricentro dell'L84. Dudu. Con l'esterno per Gattarelli. Alla fine perde palla la squadra di Esposito. Raguso allarga il gioco per Cuzzolino. Rischia qualcosa il plurimedagliato Cuzzolino. Ezzi. Cuzzolino sulla sua verticale. Giulio De Oliveira, respinta la sua conclusione. Cuzzolino ricomincia da Victor Lopez, che avanza e allarga per Ezzi, in attesa di movimenti da parte dei compagni. Ezzi in area di rigore. Giulio De Oliveira non calcia, si appoggia a Raguso. Molitierno risponde presente. Praticamente procedono in contemporanea le gare di L84 e Fortitudo Pomezia. 8 minuti da giocare qui al Pala Maggiore di Leni. 7:55 tra Sala Consilina e Meta Catania. Fallo laterale per la squadra di Stefano Esposito, che a marzo ha lasciato il ruolo di direttore tecnico, ricoperto negli ultimi 4 anni. Ha assunto la guida della prima squadra al posto di Ceppi. Ezzi riconquista. Cuzzolino. Ancora Ezzi. Molitierno, che poi deve calciare addosso a Cuzzolino. Dicevamo di Esposito, arrivato a marzo sulla panchina della Fortitudo Pomezia al posto di Ceppi. Si tratta della sua seconda avventura in panchina da inizio stagione, visto che a novembre era subentrato alla guida dell'Under 19. E per lui si tratta di un ritorno sulla panchina rossoblù, dove aveva già allenato per 5 anni e mezzo, dal 2016 al 2022, portando la squadra dalla C1 alla A2. Molitierno. Michelangelo. In avanti Raubo guadagna un fallo laterale. Lusnig prova a farsi largo, raddoppiato, perde il pallone, contropiede, l'84 con Liberti, 2 contro 0. Liberti sbilanciato al momento dell'assist per Salas. C'è fallo su di lui, cartellino giallo inevitabile per Dudu.
Il più classico dei falli tattici. Del numero 30, italo-brasiliano. Classe 96. Che ha già fatto tripletta all'L84 con questa maglia 3 anni fa. Mosso i primi passi in Brasile, dove ha giocato anche in massima serie con la Tubaronense. Poi è arrivato in Europa, 2 anni in Italia con l'Acque Sapone, una stagione in Francia con il Mouveau Lille e poi è approdato a Pomezia. (6:53) alla fine tra L84 e Fortitudo Pomezia. 6:15 tra Sporting Sala Consilina e Meta Catania. 4-2 su entrambi i campi. Risultati che porterebbero con sé una nuova capolista. Per quanto riguarda invece i campi che interessano alla Fortitudo Pomezia, sempre 3-2 tra Capurso e Mantova, 6-2 del Napoli contro l'Active Network. Ed è finita tra CDM Futsal e Pirossigeno Cosenza. Occasione irreale gettata al vento dal Cosenza, che retrocede direttamente, e visti i risultati che stanno maturando a Leini e in Puglia tra Capurso e Mantova, se avesse vinto in casa della CDM Futsal, ricordiamo già retrocessa, avrebbe conquistato un posto ai play-out. Invece è la seconda squadra retrocessa matematicamente, proprio dopo la CDM Futsal. La terza per il momento è il Mantova. 4-3 della Meta Catania contro il Sala Consilina. In questo momento basterebbe un gol alla squadra di Wanara per riprendersi il primo posto. Si riparte a Leini. Cuzzolino per Cosico, che la lascia scorrere. Pallone termina sul fondo. 4-4. Ha pareggiato la Meta Catania, che si riprende il primo posto, almeno per il momento. Lusnig. Michelangelo recupera palla Raguso. Calcio di punizione per la Fortitudo Pomezia. Ha rimesso in piedi la partita la formazione bicampione d'Italia in carica. Qui non cambia invece il parziale. Michelangelo forte addosso a Lucas Siqueira, che poi tampona Michelangelo. Già battuto il calcio di punizione. Lusnig, giocata su Raguso. Pallone in fallo laterale. Lusnig, Michelangelo, Liberti. E chissà se la notizia è arrivata anche sugli spalti del Palamaggiore di Leini. Cosico
Liberty all'1 contro 1. Raguso, Salas, Raguso, filtrante, Salas, si va a riprendere il pallone, Molitierno con il corpo. (5:45 da giocare al Pala Maggiore di Leni). Napoli avanti 7-3 sull'Active Network. Feldieboli avanti 4-3 sull'Ecocity Genzano. Sempre 3-2 tra Capurso e Mantova. Capurso che in questo momento sarebbe salvo direttamente, ed è incredibile pensare che l'Active Network, rivelazione della prima metà di stagione, in questo momento farebbe i play out proprio contro la Fortitudo Pomezia. Gioco interrotto nuovamente qui a Leni. Ora Liberty a protestare con Lusnig. Non abbiamo capito il motivo delle proteste di Liberty. Parlare anche con Molitierno. Sempre gioco fermo. Io vi ricordo di abbonarvi, di iscrivervi al canale YouTube della divisione calcio a 5 per non perdervi nulla del meglio del futsal italiano. Problemi per Michelangelo. Chissà se ancora per la pallonata di qualche minuto fa. Però il gioco sembrerebbe poter riprendere qui a Leni. Fallo laterale. Raguso. Liberty al volo. Respinto il suo mancino. Victor Lopez. Lancio, colpo di testa di Lusnig che la mette involontariamente sui piedi di Liberty. Ezzi. Liberty. Doppio passo. Litiga con il pallone. Raguso con la punta. Può ripartire la Fortitudo Pomezia, ma Lusnig sbaglia. Liberty. Per Raguso. Sbaglia tutto il numero 80. E altro giocatore a terra per la Fortitudo Pomezia. Gioco molto spezzettato. E probabilmente squadra di Esposito che, mentre viene ammonito Molitierno, squadra di Esposito che si accontenta del risultato per le notizie che arrivano dagli altri campi. Però deve stare molto attenta perché tutto dipende dal risultato tra Capurso e Mantova. Se il Mantova dovesse riuscire a ribaltare la partita, la Fortitudo Pomezia sarebbe retrocessa direttamente.
4-2 per il Capurso. Moliterno, lancio lungo. Non ci è arrivato per un soffio Binzaru. Victor Lopez. 5 minuti effettivi al termine della gara. Raguso sulla sua verticale. Salas raddoppiato, trova comunque un varco per Raguso. Binzaru a respingere. È entrato anche il più giovane in campo, il classe 2006, Lorenzo Binzaru, moldavo, cresciuto nel vivaio della Fortitudo Pomezia. Michelangelo. Su di lui Liberti. Dudu per Michelangelo. Trattenuta di Liberti. Cartellino giallo. Anche in questo caso il più classico dei falli tattici. Ha restituito il fallo alla Fortitudo Pomezia, che qualche minuto fa aveva commesso la stessa irregolarità proprio su Liberti. Dudu sul punto di battuta. Conclusione di Michelangelo, respinta. Si salva la L84 mentre mancano 23 secondi tra Sala Consilina e Meta Catania. Sempre 4-4 il punteggio, con la Meta Catania che ha rischiato oltre ogni immaginazione, ma probabilmente si è salvata. Gattarelli. Lara. Dudu si accentra, torna da Lara. Sterzata Luca Siqueira, regge l'urto ma non evita il calcio d'angolo. Corner a favore della Fortitudo Pomezia. Victor Lopez con il pallone tra le mani. È finita tra Sala Consilina e Meta Catania, 4-4. Quindi a prescindere dal risultato che maturerà qui a Leini, i bicampioni d'Italia in carica arrivano primi in regular season. Cuzzolino, Salas, Cosico, sfida Binzaru. Cuzzolino in bucata, Salas perde il tempo per servire Cosico. Ancora Salas con la punta addosso a Gattarelli. Fallo laterale affidato a Cuzzolino. Luca Siqueira. Salas forse prende un colpo, Gattarelli finisce giù, non c'è fallo, 3 contro 1, Salas sul secondo palo, Bonci entrato al posto di Moliterno, poi Salas, ancora Bonci, non è finita, Salas al limite dell'area, non ha più spazio per calciare, costretto a tornare indietro. Murilo Schiocchet con il tocco sotto. (6 a 2) del Capurso contro il Mantova a 48 secondi dalla fine. E allora possiamo parlare di verdetti, anche se mancano ancora 2 minuti e mezzo qui a Leini.
con la L84 che chiuderà la regular season al secondo posto, e la Fortitudo Pomezia che giocherà i play-out contro l'Active Network. Fallo laterale. Murillo Schiocchet. Cuzzolino per Giulio De Oliveira. Cuzzolino. Gioco di gambe. Gattarelli. Nella propria area di rigore, costretto ad andare al rilancio per non rischiare nulla. Cuzzolino. Murillo Schiocchet, 1 minuto e 40 al termine della gara. Giulio De Oliveira. Lotta Raguso. Scodella al pallone per Murillo Schiocchet. Interviene Gattarelli. Murillo Schiocchet cerca il secondo palo. Può ripartire la Fortitudo Pomezia, che va alla conclusione. Con Binzaru c'è stata una deviazione. Sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la squadra di Esposito. Forte in mezzo Victor Lopez. È la soluzione che ha cercato fin dall'inizio della partita. La squadra ospite non ha mai trovato il gol. Gattarelli. In avanti Gilvet. Conquista un fallo laterale. L'esperto numero 8 della Fortitudo Pomezia. Italiano di origini iraniane. Lara. Chiude il triangolo con Binzaru. Siamo entrati nell'ultimo giro d'orologio. Qui al Palamaggiore di Leni. Mentre arrivano gli applausi dagli spalti. Ormai giochi fatti per entrambe le squadre. Raguso. Gilvet all'indietro. Bonci. Controllo così e così. E poi scaraventa il più lontano possibile. Ezzi. Giulio De Oliveira non riesce a liberarsi. Bonci. Con le mani. Lunghissimo colpo di testa di Gattarelli. Pallone termina sul fondo. Victor Lopez. La cede ad Ezzi, che si guarda intorno e allora capisce che non verrà a pressare la Fortitudo Pomezia. È finita al Palamaggiore di Leni. 4-2 chiude la regular season con una vittoria, la L84. Vittoria che però non basta, perché la Meta Catania ha pareggiato alla fine contro il Sala Consilina per 4-4, e quindi la squadra di Diego Rios chiude al secondo posto a -1 dai bicampioni d'Italia in carica, e ai playoff sfiderà l'Eco City Genzano. Per quanto riguarda la Fortitudo Pomezia, rimane in zona playout
nella stessa posizione dove era prima dell'inizio di questa ultima gara, però è cambiato l'avversario. Non è il Capurso che si è salvato direttamente grazie alla vittoria contro il Mantova, ma è l'Active Network dopo una prima stagione da favola, seconda metà di stagione da incubo, che culminerà con i playout. Da Luca Pellegrini e dal Pala Maggiore di Leini, grazie per averci seguito, è veramente tutto al termine di una serata che sembrava non finire mai. Sono arrivati i verdetti, ma si continua a giocare per playoff e playout. Grazie ancora, buona serata e buona domenica.